Gentile pubblico, buongiorno. Perdona il rumore del generatore, ma meglio riassume il groglio qua, il casino che ho in pancia dal nervoso. Sì, oggi mi sono alzato polemico. Allora, cosa succede? Niente, al frigorifero nuovo praticamente c'è una ventola difettosa, niente di che, ok. Sento un centro qua della zona, tra virgolette, per la riparazione, ok, nessun problema, però è necessaria la fattura per poter procedere all'intervento in garanzia, va benissimo. Chiedo la fattura a quello che me l'ha venduta, non ti dico quante telefonate per riuscirmi a mettere in contatto con lui, eccetera eccetera, la fattura non arriva mai. Mi sta facendo perdere un disastro di tempo, oltre a questo che adesso sto investendo per sfogarmi e per ritornare alla normalità, in quanto devo mollare il mio lavoro per chiamarlo di continuo perché sta fattura non arriva mai. Cosa succede? La goccia che fa un po' traboccare il vaso è che dopo questi personaggi, perché purtroppo in Italia ce ne sono tanti, anche te la fanno pesare, cioè un po' li vedi li senti con quest'aria di insofferenza, come per dire che palle, ma che palle, porca puttana. Se tu mi dici faccio una cosa oggi alle ore 2 e oggi questa cosa non la fai, poi no domani alle ore 8 e domani non la fai e via discorrendo, capirai che uno ti deve sempre stare dietro, in più sei tu che fai perdere tempo all'altro, perché qua almeno io sono abituato che quando dico una cosa è quella. Se un cliente dico quella cosa viene fatta a quell'ora là, è quell'ora lì, se non prima. Eventualmente se ci sono problemi contatto il cliente e lo avviso. Qua invece veramente, ragazzi, io continuo a ripeterlo in ogni video, e non sto parlando del Veneto perché qua sto parlando di una ditta di Ostuni, veramente non c'è bisogno di lavorare perché ci stiamo professionalmente parlando comportando veramente da schifo. Quindi scusate, ma veramente la crisi economica, non dico ridursi in strada senza il cibo, ma la crisi economica, porca puttana, ve la meritate, Dio caro. Ovviamente riferito a quelli che si comportano così con i clienti, no, ve la meritate a tutto il popolo italiano. Cioè, mi spero anche che se ovvie ste robe, è offensivo per me precisarle, perché vuol dire che penso che ho il pubblico stupido. Dimmi, non manca misura, eh? Manca misura alle pappe? No, manca misura alle tue belle pappe, eh? Alle tue belle pappe manca misura. Sono le 18:30, tu fai le pappe alle 19. No, io ti conosco e conosco i tuoi orari. Quanto bella sei, eh? Quanto bella sei, cara. Guardi, non tutti sanno che lei è sempre stata CP. Una volta era cane preferito, poi negli ultimi 7 anni è diventata cane pericoloso, perché una signora ha detto che era un cane pericoloso, io non lo sapevo, allora l'ho rinominata, adesso si chiama cane pericoloso. Sempre CP. Dimmi, è da un'ora che frigni, alle 7 si cena, Gioia? Sono le 7? Sono le 6? No. Cane morbidoso. Bellissimo, che cosa ho insegnato al CP? Attento che adesso una mano sola. Ovviamente sbaglierò, ma occhio, va bene, andata. Occhio, brava, bloccala. Vedi? Brava, e te la blocca e io la prendo. Peccato non posso riprendere, ma cioè, giocare e riprendere mai è una cosa unica. Occhio. Vai, bloccala. Eccola là, brava. La tiene bloccata. Brava. Vai, blocca. Cara. Il bloccapalle. Ma che forte stamattina. Il gabbiano un po' sustego che è scappato e 3 cormorani tutti là tranquilli nel pontile. Uno o deve scorreggiare o deve partire perché là che fa movimenti con l'anca. Starà scorreggiando, tipo il nonno del Pierino, ti ricordi tu? Deve aver pazienza, ma mica è sempre così, eh? Ah no. Qualche volta è puro peggio. Immagino. Oh, piano che casca! L'importante è che sofferisci i ragazzi. Sì. Papà, piano che casca! Ma insomma, me volete far scoraggiare in pace? Ah, se ti starai mai chiedendo
che senso mai potessi avere questa clip, beh, prova a pensare che a volte, secondo me, un po' di nulla, un po' di banalità, util speak con Narvantali, serve a creare questa sorta di equilibrio che chiamo io per una vita serena, un po', passami l'esempio, un po' come se tu dovessi andare a palestra, no? Fai pesi, quindi sforzo e dopo però è necessario che lasci cadere le braccia, cioè le fai scrollare così senza muscoli che le controllano, hai capito? In quel modo le braccia si ricaricano e sono pronti per il prossimo sforzo. Pertanto talvolta il pensiero semplice, un po' banale, come cantava la tua amica, è necessario. Io resto convinto che sia necessario. Poi insomma, se dovesse essere sempre solo quello, allora in quel caso inizia a preoccuparti, perché insomma la situazione inizia a essere abbastanza grave. Caro diario, facci dire dalle amiche di Alessia che prosecco ha bevuto, perché qua che arriva come un'opera d'ore. A te in famiglia! E qualsiasi cosa combino non dice niente, quindi bisogna segnarsi a marca del prosecco. Semplici e un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore, come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto da motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che